Bentrovati al Notes di Antenna 3. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Con il primo annuncio di oggi andiamo a Verona per la Fiera Cavalli che quest'anno si svolge da giovedì 7 a domenica 10 novembre. Fiera Cavalli è un appuntamento ormai immancabile, è la importante manifestazione internazionale di settore. Si estende su oltre 128.000 metri quadrati espositivi ed è visitata ogni anno da 160.000 appassionati da oltre 60 nazioni. Per saperne di più www.fieracavalli.it. Proseguo segnalandovi la 201esima edizione della Fiera di San Martino di Castelmassa in provincia di Rovigo che si svolge l'8, il 9, il 10 e 11 novembre. Durante i 4 giorni di festa si troveranno oltre 300 espositori, 4 km di bancarelle, Luna Park, stand gastronomici, mostre ed eventi. Passeggiare tra i banchi e ritrovare un po' il profumo di zucchero a velo che riporta alla mente dolci ricordi. Per saperne di più www.sanmartinoinfiera.eu. Nel 1935 arrivò nei negozi il Monopoli. Fare affari acquistando e vendendo proprietà, sperando in una fortunata pesca tra probabilità e imprevisti e soprattutto sperando di non andare in prigione. In pratica realizzare a tutti gli effetti un monopolio finanziario. È questo lo scopo del gioco da tavola tra i più popolari di sempre. La vita è troppo breve per bere vini mediocri. Goethe. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Conegliano, famosa per aver dato i natali al celebre artista Giambattista Cima. La città è legata ad una lunga tradizione religiosa e monastica, conserva molte architetture religiose, una su tutte il Duomo di San Leonardo. La facciata è incastonata tra i palazzi della Contrada ed è presente un grande affresco, considerato il più vasto affresco murale addirittura del Veneto. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.